La norma nata in un periodo emergenziale che doveva quindi essere, in quanto emergenziale, limitata, è stata prorogata nel tempo fino al 2029, quindi diventa strutturale, in cui chi arriva a lavorare in Italia dall'estero non viene certificato sulla qualità del suo titolo, sul percorso formativo, sulla risposta che poi darà, tenendo conto che la maggior parte di questi sono presi per essere messi in reparti emergenziali, pronto soccorso e quant'altro, quindi è una risposta minima che si deve avere di sapere chi viene e come è bravo. D'altronde io lo dico anche come esperienza, perché già ce ne sono alcuni nei pronto soccorsi, anche gettonisti, che dimostrano di avere delle difficoltà sia nella lingua che anche nell'approccio col paziente e anche nell'approccio, diciamo così, dal punto di vista medico complessivo. Quindi siamo preoccupati che questo non possa diventare la risposta che diamo. Noi vogliamo che si venga investito sui nostri medici, che si faccia di tutto perché i medici, gli infermieri e il personale possano rimanere nel sistema sanitario, vengano adeguatamente pagati, perché che i turni di lavoro non siano, se no uno fa una scelta di miglior qualità della vita e più soldi e meno rottura di scatole, mi si passi il termine. Il paziente vuole qualcuno con cui interfacciarsi, che lo rassicuri, che gli dica che cosa ha, quali possono essere i percorsi di cura, e questo richiede tempo. Se la persona sbrigativamente viene allontanata dall'ambulatorio è una persona, un cittadino insoddisfatto, che si lamenta, che magari non ha risolto i suoi problemi di salute, che tornerà in ospedale per di nuovo ulteriori visite e ulteriori costi. Quindi si deve ripartire proprio dall'ABC della medicina.